sì. Allora, questo qui è Vico del Pesce, mai nome fu più preciso. Vedi, Vico del Pesce. Ed è una tipica creusa che va da Via del Bragone, che io poi ci andavo a giocare a pallone lì sopra, perché ci stavo lì sopra, e arriva fino al mare. Venivamo a giocare a pallone qui con grande infelicità del tabacchino. Del tabacchino, beh certo. Poi più avanti vedrai ci sarà il ristorante di mio padre, che era il mitico Da Gianni a Sturla. Il famoso ristorante. G. Sì, esatto. 24 febbraio 1980. Questa è la data, no? Ok. Primo 33 concerto... anni, no, 43 anni fa. Sì. Ci presentiamo finalmente come Scortillo. Ok. Ci viene chiesto di fare, come dire, da spalla ad un gruppo punk che si chiamavano Swankers. E ci siamo presentati qui, quindi con una formazione chitarre, bassi, batteria. Io sapevo 3 accordi e li ho fatti. Me li fate tutti? Tutti. In un pezzo, in realtà io cantavo, tra l'altro ero truccato da Piero, una cosa improbabile, vabbè. E volevamo lasciare appunto il segno. Cosa abbiamo fatto? Tu dici, vai, spacchi gli strumenti. Spacchi gli strumenti. Noi eravamo poveri. Cioè, Quindi non potevate quindi nel senso che spaccavamo gli strumenti era finita. E quindi abbiamo spaccato il locale. Ah, ok, avete proprio L'abbiamo distrutto, no? L'albergo di mio padre, nonché ristorante, è quello lì che vedi di fronte, proprio tu arrivi dal mare e te lo trovi di fronte. Ma questo palazzo qua, tutto? Quel palazzone lì tutto. Ristorante Da Gianni a Sturla, che per Famoso. 50 anni ha spaccato, come si dice adesso. Ah, quindi il locale entravi proprio qua dentro, questa struttura qua, quindi l'hanno proprio demolita. No, fammi vedere. Cioè l'avete proprio distrutto praticamente. Avete fatto un'opera di... Sì, forse abbiamo fatto un po' troppo. No, ma tra l'altro c'era anche il proprietario del locale, no? Perché probabilmente lui voleva capire, no? Voleva Se andare capire. avanti, magari farci dei soldi. E ha capito che non andava Non andava bene. Non andava bene. Infatti c'è rincorso con la pistola. Ah, ecco. E noi a correre, insomma, mi ha lasciato tutto un disastro. Dentro al ristorante c'aveva un salone talmente grande, era un ristorante da 500 posti, che dietro lo usavano per fare le pensa. prove. Negli anni 60-70 ci provava mio fratello con gli Trolls sì. e la premiata Fonderia Marconi. Bellissimo. L'ha scritto anche nei libri di premiata, sono queste robe. Famosissimo questo Sì, ristorante. famosissimo. Per me famosissimo. Qua Pivio dicevi prima che ci venivi da Sì, piccolo. mi è venuto un colpo quando siamo arrivati qui dentro, perché io venivo qua con mio padre a prendere il regalo che veniva dato ai bambini dei dipendenti dell'Italsiede, proprio in questa stanza. Quindi infatti appena sono entrato dico, cavoli, poi vederla adesso in questo modo, poi ero piccolino, avevo 6-7 anni, quindi fa un certo effetto in effetti. No, tra l'altro qua, se non sbaglio, ci hanno girato Mark il poliziotto. Marco il poliziotto cos'era? Quello con Alberto Tomba. No, Mark no. Quello era Quello è Alex Lariete. Alex Lariete, che è il mio secondo film preferito dopo Dopo Marco il poliziotto. Mark il poliziotto.